Bismillahirrahmanirrahim. La lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi, che Allah elogi e preservi il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e tutti i profeti e messaggeri che lo hanno preceduto. Fratelli e sorelle, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Benvenuti a questo incontro del Masjid di Firenze, organizzato dai giovani del Masjid di Firenze. Chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di ricompensarli per tutto quello che hanno fatto al fine di essere un mezzo per riunire i giovani in moschea al fine di imparare la propria religione. Jazakumullahu khairan, e che Allah subhanahu wa ta'ala vi benedica e benedica i vostri genitori. E l'argomento che è stato scelto, un viaggio nell'aldilà. Come ben sapete, fratelli e sorelle, e come hanno distribuito i fratelli, che uno tra i più grandi doni che Allah subhanahu wa ta'ala dà al musulmano è la fede, è l'iman. Perché come è stato riportato nel hadith, Allah questa vita la dà a chi crede e a chi non crede, sia al credente che al non credente. Però l'iman, la fede, la dà subhanahu wa ta'ala solo a chi ama. Quindi la dunya la dà sia a chi ama sia a chi non ama Allah. Però la fede la dà solo a chi ama. Quindi Allah, se ti ha dato la fede, questo è uno dei segni che dimostra che Allah subhanahu wa ta'ala vuole per te il bene, e se ti ha fatto venire qua è perché Allah vuole per te il bene. Dice il profeta alaihi salatu wassalam: chi vuole Allah per lui il bene, gli dona la comprensione della religione, quindi lo guida verso quei luoghi, quei mezzi al fine di comprendere la propria religione. E tra questi mezzi è l'essere guidati in una delle case di Allah, in un giorno che forse è un giorno libero per i giovani, dove possono andare a svagarsi e divertirsi. Invece tu hai voluto venire nella casa di Allah per sentire le parole di Allah e sentire le parole del profeta alaihi as-salatu wassalam. È venuto Jibril in sembianze umane dal profeta alaihi as-salatu wassalam e gli ha fatto varie domande. Tra queste domande, che cos'è l'iman? Che cos'è la fede? Gli ha detto il profeta alaihi salatu wassalam: an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi. Quindi la fede nell'Islam comprende questi 6 punti in cui dobbiamo credere, che chiamano i sapienti i pilastri della fede. Quindi la nostra fede si basa su 6 pilastri fondamentali su cui dobbiamo credere. Primo, credere in Allah. Secondo, negli angeli. Terzo, nei messaggeri. Quarto, nei libri. Quinto, nel giorno del giudizio. E sesto, nel decreto divino, sia nel bene che nel male. E dicono i sapienti che tra i più importanti di questi pilastri è il credere nel giorno del giudizio. Tanto che Allah nel Coran, in vari versetti, ha paragonato il credere in Allah, subito dopo ha citato il credere nel giorno del giudizio, in tantissimi versi. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. E in tantissimi versetti Allah, dopo che ha citato il credere in Allah, che è il pilastro più importante a cui ritornano tutti gli altri pilastri del credo, cita il giorno del giudizio. Perché? Per l'importanza che ha questo pilastro e l'influenza che ha nella vita del musulmano. Ovvero, che più questa fede in questo giorno, e il giorno del giudizio, quando parliamo di giorno del giudizio intendiamo tutti quegli eventi che succedono dopo la morte. Uno appena muore inizia la sua ora, e questa è l'ora minore. L'ora maggiore è la fine del mondo, però l'ora minore è quando muori. Dal momento della morte tutto quello che arriva dopo rientra nel credere nel giorno del giudizio, come vedremo alcuni eventi questa sera. Quindi il credere nel giorno del giudizio è una grande influenza e cambierà la tua vita. E più alta è la tua fede nel giorno del giudizio, più vedi il cambiamento sia da come tu vedi questa vita, sia nel tuo comportamento, sia nelle tue adorazioni, sia nel tralasciare i peccati. Infatti, tra i benefici del credere nel giorno del giudizio, che capisci il valore di questa vita. Perché? Perché sai che questa vita prima o poi terminerà. Può allungarsi quanto vuole, ma prima o poi arriverà il termine. Quindi capisci che questa vita non ha valore, e comprendi il hadith del profeta alaihi salatu wassalam: se questa vita valesse per Allah quanto anche solo un'ala di una mosca, non avrebbe permesso al kafir di bere neanche un bicchiere d'acqua, perché la dunya non vale nulla per Allah. E comprendi che cosa, sorella? Comprendi, fratello,
il motivo per cui ti ha creato Allah, non per rimanere in questa vita, ma per una seconda dimora dopo la morte. Questa vita è limitata, piena di tristezza, piena di problematiche, piena di malattie, vecchiaie e altro. Invece Allah ti ha preparato per una dimora permanente, per sempre, in cui non ci sarà vecchiaia, non ci saranno malattie, non ci sarà stress, non bisognerà lavorare, che è il paradiso, in cui ha detto il profeta ﷺ: vi sono cose che i vostri occhi non hanno mai visto e le vostre orecchie mai sentito e i vostri cuori mai immaginato. Questo che cosa è? Il paradiso. Quindi comprendi il valore di questa vita e il valore dell'aldilà. Quando si parla del giorno del giudizio, questo ti porterà a sforzarti nell'adorare Allah, perché sai che Allah ti ha creato per adorarlo. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Quindi sai che devi operare e lo farai con ikhlas. Lo farai per compiacere Allah, non per compiacere le compagnie o gli amici. Perché? Perché sai che nessuno ti gioverà. Morirai da sola e da solo, entrerai in tomba da solo e da sola, verrai risuscitato, poi ti avvicinerà Allah. Come vedremo Allah e ti giudicherà tra tu e Lui. Nessuno sarà con te. Quindi questo ti porterà ad operare con ikhlas, per Allah, per volere la ricompensa solo di Allah subhanahu wa ta'ala. E questo ti porterà, credere nel giorno giudizio, a lasciare, ad allontanarti dai peccati, perché sai che potresti morire in qualsiasi momento. E quindi mentre stai facendo quel peccato potrebbe arrivare l'angelo della morte e quindi lasciare questa vita e quindi incontrare Allah subhanahu wa ta'ala. E ti sarebbe accettato trovare Allah durante un peccato? Il giorno che dovrebbe essere il giorno più bello della tua vita è incontrare Allah, lo incontri con un peccato? E questo ti porterà, fratello e sorella, a velocizzare il pentimento, perché sai che i peccati sono tanti e che la morte arriva all'improvviso e che nessuno sa quando morirà. Quindi questo ti spingerà a velocizzare, a pentirti il prima possibile da ogni peccato, al fine di incontrare Allah purificato dai peccati. Questi sono alcuni benefici che hanno citato i sapienti, che praticamente da cui beneficia il mu'min quando la sua fede nel giorno del giudizio è forte. Fratelli e sorelle, Allah dice nel Corano: dopo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Si avvicina il giudizio alle persone, si avvicina alle persone il loro giudizio e loro sono fi ghafla, distratti. Noi fratelli e sorelle siamo distratti e Allah nel Corano dice اقترب للناس حسابهم, si sta avvicinando, giorno dopo giorno si avvicina. Che cosa? La tua partenza da questo mondo. Giorno dopo giorno si avvicina la tua morte. Come ha detto il Hassan al-Basri: o figlio di Eden, tu non sei altro che una quantità di giorni. Ogni giorno che passa hai perso una parte di te. Cosa vuol dire questo? Che arriverà un giorno in cui terminerai il tuo tempo a disposizione per vivere in questa vita. Dice Allah, si sta avvicinando alle persone il loro giudizio. Ma qual è la situazione delle persone? Nonostante il tempo si sta avvicinando, nonostante il tempo sta volando, come hanno notato i giovani, e questo fa parte dei segni minori dell'avvicinarsi del giorno giudizio. Infatti il profeta ﷺ ha illustrato che tra i segni che dimostrano l'avvicinarsi del giorno giudizio, taqarub zaman. Cosa vuol dire taqarub zaman? Che il tempo passa velocemente. Tanto che ha illustrato il profeta ﷺ in che senso passa veloce. L'anno diventa come il mese diventa come la settimana come il giorno. E questo lo notiamo tutti noi, soprattutto in questo periodo, come il tempo vola. Ramadan è appena passato e già ci stiamo avvicinando al successivo Ramadan. Il problema non è Ramadan è passato e sta arrivando, Ramadan continuerà a arrivare tutti gli anni. Il problema è quante persone hanno digiunato con noi lo scorso Ramadan e quest'anno non saranno con noi, o se noi raggiungeremo il prossimo Ramadan. Allahu A'lam. Si sta avvicinando alle persone il loro giudizio e loro sono distratti. Cos'è che porta le persone a distrarsi dal giudizio? Essere in questa vita, amare questa vita, essere immersi in questa vita, seguire i soldi, seguire la fama, seguire il successo, seguire questo basso mondo. E io non sto dicendo che questo è haram, ma il problema sta nel seguire questo mondo e dimenticarsi dell'altro mondo. E questo è il problema grande. Vivi questa vita
sapendo che prima o poi terminerà. Ma vivi per l'aldilà, come lo erano i Sahaba radiallahu anhum, che vivevano per l'aldilà, ed è questo ciò che è richiesto a noi, ed è per quello che il profeta ﷺ ci ha dato dei mezzi che ci aiutano a valorizzare l'aldilà rispetto a questo mondo, e ha detto "Aktiru min dhikri hadhihi al-laddat", citate tanto la morte, ciò che distrugge le vostre delizie. Perché? Perché ricordandoti della morte capisci il valore di questa vita, ricordandoti della morte capisci il valore dei soldi, capisci il valore dei peccati, capisci il valore della salat, capisci il valore di ciò che ti ha ordinato Allah, ricordando la morte. E il profeta ﷺ ci aveva illustrato, che ha detto: vi avevo vietato di visitare i cimiteri, visitateli. Perché? Perché vi ricordano l'aldilà. Abbiamo bisogno di momenti al fine di ricordare, al fine di non essere distratti, perché siamo molto distratti, siamo presi da questa vita. È come se tutto terminerà con la morte e noi viviamo solo per questa vita, per raccogliere e rimanere immersi, no, fratelli e sorelle? Questa è una ghafla, questa è la distrazione. Richiesto a noi questi momenti al fine di ricordarci. Wadhakkir, ricorda, tramite le parole di Allah e le parole del profeta. Perché? Wadhakkir, inna dhikra tanfa'. Chi beneficia del ricordo? Chi beneficia delle parole di Allah? Chi beneficia delle parole del profeta? I credenti, coloro che credono nel giorno giudizio. Tu puoi parlare a una persona 2 ore, 3 ore, ma se lui non è iman, non crede in queste cose, non vivrà. Quindi il tempo vola, fratelli e sorelle, il tempo passa velocemente, sempre giorno dopo giorno ci avviciniamo alla fine, e quindi è richiesto a noi fermarci per riflettere. Io e te, fratello, come stiamo con Allah? Questa è una domanda pesante. Hai mai riflettuto tu come stai con Allah? Come stai con le parole di Allah? Come stai con la preghiera? Se l'angelo della morte arriva oggi, siamo pronti per incontrare Allah? Questa è la domanda. Se non sei pronto e non siamo pronti, allora facciamoci un esame di coscienza. Ha detto Umar radiallahu anhu: giudicatevi prima di essere giudicati. Tu lo sai che arriverà un giorno in cui verrai giudicato da parte di Allah, però giudicati a te adesso, perché tramite questo giudizio che ti fai tu, cosa ho fatto oggi? Ho pregato le preghiere, sono venuto in moschea, quanto ho letto del Corano, quanto ho ricordato Allah, che peccato ho fatto oggi, mi sono pentito da questi peccati, tutto questo, mi sono comportato bene con i miei genitori, cosa ho fatto di bene? Ogni giorno che passa è tempo passato della mia vita, che non potrò recuperare. Allah nel Corano ha detto wal asr, ha giurato sul tempo, e dicono i sapienti e non solo il tafsir che quando Allah giura su qualcosa è per la sua importanza, perché io e te non ci è permesso giurare su qualcosa oltre Allah, invece Allah giura su ciò che vuole. E quando Allah giura nel Quran wal-layl, wal-shams, wal-duha, wal-asr, tutti questi giuramenti su queste creature di Allah è per la loro importanza. Quindi Allah giura sul tempo per l'importanza che è il tempo, perché nel tempo tu, e in base a come tu usufruisci del tuo tempo che ti ha dato Allah, Allah ti ha limitato la vita, 60 anni, 70 anni, 40 anni, 20 anni, molti shabab muoiono adesso. Questa cosa non c'era, fratelli e sorelle. Adesso ogni giorno che apriamo i giornali, leggiamo le riviste, sentiamo i telegiornali, sentiamo giovani, 35 anni, cantante, pop star, 27 anni, è morto, si è suicidato, giovani, hanno davanti ancora perché la morte non avvisa e non fa differenza. Dice Allah: kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Questa è la verità che dobbiamo conoscere, che Allah ha limitato il tuo permanere in questa vita, prima o poi terminerà. Quando? Allahu a'lam. Nessuno sa quando tu morirai, e la persona che non sa quando lascerà questo mondo, come può essere distratto dalla morte? Molte persone non vogliono parlare della morte, scappano dal ricordare la morte. Perché? Perché la morte, come ha detto il profeta distrugge le delizie. Loro sono aggrappati alle delizie, sono aggrappati al denaro, sono aggrappati alle donne, sono aggrappati al successo, aggrappati a questo basso mondo, e non vogliono parlare di qualcosa che li allontani dalle delizie di questo basso mondo. Però cosa porterai con te, come vedremo. Quindi Allah ha decretato a tutti noi che arriverà un giorno in cui lasceremo questo basso mondo. Il problema non è lasciare questo mondo, tutti lo lasceremo, però come lo lasceremo? Come sarà la nostra morte? In che stato saremo quando arriverà la morte? Dice Allah:
كل نفس ذائقة الموت. Ogni anima, kul è una parola che si usa nell'arabo nel senso di generale. Tutti, ogni anima gusterà la morte. Ogni anima gusterà la morte. Nessuno potrà sfuggire da questa verità che è la morte. E quindi se sai queste verità, tu sei come un viaggiatore. Infatti il profeta Ali sallallahu alaihi wasallam cosa ha detto? Sì, in questa vita come un gharib o abiru sabil, un migrante o addirittura un viaggiatore. Il migrante quando va in uno stato, come si comporta? Non costruisce. Perché? Perché sa che dovrà ritornare al suo stato d'origine. Così noi in questa vita. Noi siamo qua, ma è come se abbiamo le valigie pronte. Perché? In qualsiasi momento potresti partire per questo viaggio. Dove? Nell'aldilà. Oppure addirittura un viaggiatore che non stanzia, è solo di passaggio, e così la dunia. Tu sei di passaggio. Come il profeta Ali sallallahu alaihi wasallam si è stanziato un breve tempo sotto un albero, e ha detto il tempo nella dunia è come questo stanziarsi sotto un albero, sallallahu alaihi wasallam. Questo breve tempo, così è la vita. Provate a chiedere ai vostri nonni, se sono ancora in vita, e se sono morti, che Allah abbia misericordia di loro. Prova a chiedere a qualcuno che ha 60 anni, 70 anni, come è passata la vita? Come è passata la vita? Volando. E se chiedi a loro cos'è che ti fa star male, non aver approfittato del tempo. E questo lo sentirà anche la persona che morirà. أنفقوا مما رزقناكم, dice Allah, أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. Perché فأصدق? Quando arriva la morte, qualcuno dirà: Rabbi, Signore mio, posticipa la mia morte. Perché? فأصدق, do l'elemosina e faccio il bene. Rabbi irji'un, Signore mio, fammi ritornare dopo la morte. Perché? لعلي أعمل صالحا فيما تركت, al fine che operi il bene in ciò che ti ha lasciato. Perché ti ha lasciato il bene? Sei in vita, puoi venire in moschea, la sorella può mettere il velo, può mettere l'abito sharaitico, puoi leggere il Quran, puoi trattare bene i genitori, puoi fare il sadaqa, puoi prendere hasanat. Cos'è che ti ha distratto dall'operare il bene? Distratto con questa vita. E Allah dirà: Kalla, non potrai ritornare, basta. Quindi approfitta, fratello e sorelle, finché sei in vita, perché la morte quando giunge non fa differenza tra ricco, povero, re, governato, grande, piccolo. Quando arriva l'ordine, arriva l'angelo della morte e mette in pratica ciò che gli ha ordinato Allah. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. È giunta l'agonia della morte con la verità. La morte arriverà. È una verità a cui nessuno può scappare. Anche coloro che non credono nel giorno giudizio non rigettano la verità della morte. È la verità più grande. Nessuno ha mai detto che non morirà. È una verità. È arrivata l'agonia, sakarat al-maut bil-haq, con la verità. E dicono i sapienti: la verità che tu morirai e che tutti noi moriremo. E l'unico che non morirà è il vivente, Allah subhanahu wa ta'ala, che non muore. È giunta l'agonia della morte con la verità. È la verità che quando starai per morire vedrai o l'angeli della misericordia o l'angeli della punizione. وجاءت سكرة الموت بالحق. La verità è che la tua tomba sarà o un paradiso, un luogo dove Allah subhanahu wa ta'ala ti farà deliziare dei doni del paradiso e di vedere il paradiso, oppure hufra, un buco dell'inferno, wal-'iyadu billah. ذلك ما كنت منه تحيد. Da ciò scappavi. Dalla morte scappano la gente. Appena senti male vai dal dottore per paura della morte. Appena senti fame scappi verso il mangiare. Perché? Al fine di non morire. Quando senti sete corri verso il bere l'acqua. Perché? Paura della morte. Tutti scappiamo dalla morte e tutti abbiamo paura della morte. Però Allah ti ha illustrato in un'altra sura la verità, ovvero قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Di la morte da cui scappate. Tutti voi, la morte da cui scappate
vi incontrerà. Dovunque sei. أينما تكونوا يدرككم الموت. Dovunque vai, in qualsiasi luogo, che tu sia la figlia o il figlio di chiunque, del più ricco sulla faccia della terra, o del re, o di un profeta, o di un messaggero, morirai. Dovunque sei, qualsiasi sia la quantità di soldi che hai nel conto corrente in tasca, nulla rigetterà la morte. In che stato saremo in quel momento, fratelli e sorelle? Immaginati sul letto ed è arrivata l'agonia della morte, Sakarat al-Maut. Per farti comprendere la situazione di Sakarat al-Maut, immagina il profeta Ali sallallahu alaihi wasallam che è stato riportato nel hadith, che nel momento della sua agonia, Sakarat al-Maut, passava sulla sua fronte e diceva La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. C'è una vera agonia nella morte. Questo è il profeta Muhammad. Allah gli ha perdonato tutti i suoi peccati e nonostante ciò il peso della morte, fratelli e sorelle. Se lui il suo stato è così, io e te come sarà il nostro stato? Immaginati disteso sul letto, fratello e sorella. La gente intorno a te che ti guardano con quegli occhi di volerti aiutare e tu che riguardi e guardi tua mamma, guardi tuo padre, guardi tua moglie, guardi tuo marito, guardi i tuoi figli con quegli occhi come se tu volessi dire qualcosa ma non riesci a dire nulla perché la tua lingua è pesante e nessuno riuscirà a dire La ilaha illallah tranne coloro che Allah glielo farà dire. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Colui che ti permetterà di dire La ilaha illallah in quel momento, in quella situazione dura, è Allah e nessuno. Potrebbero tutti dirti di La ilaha illallah, ma non riuscirai a dirlo solo con il tabat di Allah subhanahu wa ta'ala. E tu che li guardi? Mamma, papà, moglie, figli, io ho fatto tanto per voi. Ho speso tanto per voi, ho sacrificato tanto per voi. Qualcuno di voi che mi può aiutare in questo momento? Qualcuno che può aumentare della mia vita di un minuto, di un'ora, di un giorno, di un anno? Nessuno. E qua arrivano le parole di Allah. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. Quando l'anima salirà e arriverà verso la gola, la gargara. L'anima salirà, arriverà alla gola. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. E voi tutti intorno a lui, ad osservare, con quegli occhi di debolezza. Avete chiamato il miglior dottore. Volete spendere tutti i soldi che avete a disposizione per aggiungere in lui un giorno di vita. Ma nessuno riuscirà. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. E i nostri angeli sono vicini a lui, vicino a questo che sta morendo, ma voi non vedete. Il morto vede cose che noi non vediamo. Cosa vede? È stato riportato nel hadith del Bara ibn Azib, che vi consiglio di leggere, lunghissimo, che spiega il viaggio dell'anima dopo la morte. È illustrato il profeta Muhammad che quando una persona sta per tralasciare questo mondo, cosa fa? Vede degli angeli che scendono dal cielo. Allahu Akbar. Il credente vede degli angeli, ma il miscredente vede altri angeli. Il credente vede angeli, una grande quantità di angeli che scendono dal cielo, i loro volti splendenti, come se fossero il sole, dallo splendore, con loro un kafan, un vestito, un kafan, un tessuto dal paradiso, con loro un profumo del paradiso. Cosa se ne faranno nel momento in cui l'angelo della morte dirà o anima pura del credente e chiamerà o anima pura, esci da questo corpo puro, verso dove? Verso il perdono di Allah e il compiacimento di Allah. Ha detto il profeta alaihi salatu wassalam, uscirà l'anima del credente dal suo corpo come scende la goccia dal bicchiere. Avete presente il bicchiere? Quando lo giri c'è una goccia d'acqua, come scende? Veloce, semplice, senza nulla che la ostacola. Non c'è bisogno di tirare, né c'è bisogno di gettare, esce l'anima, semplice. Così muore il musulmano, il mu'min, dopo che ha visto questi angeli che gli dicono
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. Coloro che credono in Allah e rimangono sulla sua retta via, scendono su di lui gli angeli. ألا تخافوا ولا تحزنوا. Non aver paura. Questi angeli ti dicono non aver paura. Paura di cosa? Di quello che arriverà dopo. Perché uno quando sta per morire ha paura. Ha paura di quello che arriverà. È normale. Ti diranno gli angeli non aver paura. Perché? Perché tu stai uscendo verso il perdono di Allah, il complacimento di Allah. Non preoccuparti. Non c'è nulla di cui aver paura. Però questo è il credente. È colui che ha pregato. È colui che ha digiunato, è la sorella che ha messo il suo hijab, sono i fratelli e le sorelle che si sono allontanati dai peccati. E in questo momento capirete la verità. Capirete, ilm al-yaqin, vedrete con i vostri occhi la verità che vi ha citato Allah nel Coran e vi ha detto questo kitab, la raiba fi, non vi sono dubbi. E molti dubitavano. Wala hawla wala quwwata illa billah. Arriveranno con questi tessuti, con questo profumo, appena uscirà l'anima la prenderanno questi angeli e non la lasceranno a Malek al-Maut, all'angelo della morte. Poi avvolgeranno quest'anima pura in questo tessuto del paradiso, non il tessuto più costoso sulla faccia della terra, un tessuto dal paradiso, è un profumo dal paradiso, e viene avvolta quest'anima di questa sorella che si è coperta quando faceva caldo, che ha coperto i suoi capelli quando faceva caldo, che per questo vestito ha subito razzismo, ha subito parole che gli hanno fatto male e gli hanno detto su di lei ciò che hanno detto, e lei perseverava e pazientava. Ecco il giorno in cui conoscerai la verità, sorella, che Allah subhanahu wa ta'ala ti avvolgerà intorno a questo tessuto del paradiso e metterà su di te, fratello, profumo del paradiso, e poi sale quest'anima. Dove sale? In cielo. Per il viaggio verso dove? Verso Allah. Sale il primo cielo, secondo, terzo, è il lungo, fino al settimo cielo. Ma perché tutto questo? Perché tutto questo viaggio di questo spirito? Al fine di farti capire il valore che hai. È una festa per gli angeli. L'anima del credente, quando esce da questo mondo, è una festa per gli angeli. Ti fanno vivere una festa celeste. Poi sali fino ad arrivare, e ogni cielo che tu passi vengono con te gli angeli migliori di quel cielo per seguirti, per accompagnarti. Forse poi in questa vita non ti segue nessuno, perché hai voluto venire in moschea e nessuno è venuto con te. Hai voluto seguire la strada di Allah, ti hanno lasciato. Forse ti senti sola, ti senti da solo, però non preoccuparti. Dopo la morte non sarai solo, non sarai sola. Ti seguiranno le migliori creature di Allah, gli angeli, per portare la tua anima fino al settimo cielo. Poi Allah dirà: scrivete l'anima del mio servo in Illiyin, in questo registro dove vengono annotati i nomi delle anime pure. Poi ritornerai giù. Dove? In tomba. Intanto in questo lasso di tempo in cui la tua anima ha fatto questo viaggio, cosa succede in questa vita? Viene preso il tuo corpo. Questo corpo che è andato in palestra, ha fatto i muscoli. Questo corpo che forse è corso nel haram, wala hawla wala quwwata illa billah, però il corpo del credente c'è un simbolo nella sua fronte che dimostra il suo sujud. Questa lingua che ha ricordato Allah, queste mani, questi piedi che sono prosternati nelle case di Allah subhanahu wa ta'ala. Questo corpo viene lavato dai libri, poi viene avvolto intorno a un tessuto. Non porterai con te nulla, fratello e sorella, nulla da questa vita, né denaro, né un euro, né carta di credito, né nulla. Uscirai vuoto. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. E avete lasciato dietro di voi ciò che vi abbiamo donato. Nessuno ti seguirà. Uscirai da questo mondo, sai con cosa? Con 3 tessuti bianchi. Kafel e null'altro di più. Dove sono i soldi? Bancomat, carte di credito, assegni, nulla. Immobili, terreni, nulla porterai con te. Ha detto il profeta alaihi salatu wassalam: seguiranno il morto 3 cose. Torneranno 2 e rimarrà con lui in tomba solo una. Ti seguiranno al cimitero i tuoi familiari, i tuoi cari.
e ti seguiranno le tue ricchezze e ti seguiranno le tue opere. Cosa rimane ya Rasulallah? Ha detto alayhi salatu wassalam, torneranno indietro i tuoi familiari. Tanto che è stato riportato nel hadith che quando l'anima ritorna al corpo nella tomba, la persona nella tomba sente i passi di coloro che escono dal cimitero. Ya Rabbi sallim sallim. Tutti si allontaneranno. Ti hanno amato, ti hanno voluto, ti volevano tanto bene, però ti hanno portato in questa destinazione da cui non sfuggirà nessuno, ovvero il cimitero. Forse quando eri in vita non sei voluto andare in quel luogo lì, perché è un luogo che ti ricorda la morte, ma ci andrai per tua volontà o senza tua volontà. È l'unica dimora in cui andremo tutti quanti, il cimitero. E ti alzeranno sulle spalle uomini. Ed è stato riportato nel hadith che il cadavere del credente parlerà. E cosa dirà? In kanat saliha dirà qaddimuni. Il cadavere del credente dirà avvicinatemi, presentatemi. Dove? Perché quello, anche se ai nostri occhi è un buco di terra, per lui sarà un luogo dove vedrà il paradiso. Come vedremo? Invece se non è credente cosa dirà? Ya waylaha, aina yadhabuna biha wa yaman. Dove mi stanno portando? Ha capito? Dove lo stanno portando? Dopo che ha visto ciò che ha visto, sa cosa lo aspetta, ma tutti andremo lì. Poi ti porranno a terra, poi getteranno su di te la terra e poi torneranno indietro. Tutti i cari ti lasceranno. Chi rimarrà con te lì? Nessuno. Queste sono le persone, fratello e sorella. Queste sono le sorelle per cui tu non metti il velo e che cerchi il loro compiacimento a lavoro e a scuola e che continuano ad oggi a allontanarti da Allah. Alla fine, wallahi, non ti gioveranno. Ti porranno nella tua tomba da sola e da solo e nessuno potrà, anche se permaneranno lì, hanno i soldi, hanno tutto, sono lì ma non possono fare nulla. Non possono fare per te nulla. Quindi sarai e sarò e saremo soli in questa tomba. L'anima del kafir, wal-'iyadu billah, gli dirà l'angelo della morte: esci da questo corpo impuro. Verso dove? Verso la collera di Allah, verso l'ira di Allah. Perché? È stata un'anima impura. Non si è purificata col wudu, non si è purificata col pentimento, non si è purificata col ricordo di Allah, non si è purificata con ciò che ha ordinato Allah, ma ha seguito solo le impurità, ciò che manda in collera Allah. Quindi il risultato è la collera, al-ghadab di Allah subhanahu wa ta'ala. E cosa vedrà? Vedrà angeli con volti scuri, potenti, forti, prenderanno la sua anima e la avvolgeranno a un tessuto dell'inferno e salirà, primo cielo chiuso. Il credente è arrivato fino al settimo cielo e Allah ha detto: scrivete il nome del mio servo. Naam, il servo che ha obbedito ad Allah, il servo che si è prosternato ad Allah, il servo che ha letto le parole di Allah. Scrivete il nome del mio servo. Invece il miscredente non ha voluto essere servo di Allah e quindi il primo cielo non si apre. L'anima del kafir si ferma al primo cielo. Perché? Lui non si è voluto avvicinare ad Allah. Allah non lo avvicinerà. Allah ti ha detto di prosternarti e avvicinarti a Lui. Lui si è rifiutato di pregare, si è rifiutato di prosternarsi e avvicinarsi ad Allah, quindi Allah lo ha tenuto lontano. Si ferma al primo cielo e non si aprono. Non si apre la porta. E poi ritorna l'anima quando viene seppellita una persona in tomba. La tomba, la seconda tappa del nostro viaggio nell'Adira. Questo pezzo di terra. Quando ci fermiamo, quando vedeva la tomba, gli veniva citato la tomba, piangeva. E quando gli veniva citato l'inferno non piangeva. Perché? Perché sa che è la prima dimora del musulmano dopo la morte, la tomba, cimitero. Appena viene posto il corpo, ritorna l'anima. Ma come ritorna quest'anima? L'anima del credente ritorna scendendo piano finché ritorna nel corpo. L'anima del miscredente viene gettata. Poi cosa succede? La tomba. Ti hanno posto qua, fratello e sorella, in questo rettangolo
di 1 metro per 2, dopo che dormivi sul letto comodo, dopo che stanziavi in una casa con il calorifero, con il condizionatore, dopo che dormivi con le coperte, con le trapunte, ecco la tua ultima destinazione, la terra. Nulla porterà in conto dietro. E cosa succede qua? Arrivano 2 angeli. Allah. Munkar wa Nakir. E arrivano e ti fanno sedere e ti fanno 3 domande. Non ti dicono come ti chiami, non ti dicono chi è tuo padre, non ti chiedono il tuo livello sociale, né che diploma hai, direttamente, ma Rabbo, ma dino, ma hada ar-rajul alladhi bu'itha fikum. 3 domande secche. Adesso tu potresti dirle facili. Anche il bambino piccolo di 7 anni conosce le risposte a queste domande. Fratello e sorella, no. Abbiamo detto nei hadith precedenti, ritornano i familiari e ritornano le ricchezze e vengono suddivise sui familiari e tu rimani solo con le tue opere. Se tu hai vissuto per Allah, hai creduto in Allah, hai amato Allah, allora risponderai Rabbi Allah, con tutta fede, senza aspettare. E dirai, il mio profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, la mia religione è l'Islam. La sorella e il fratello che era orgoglioso di dire che è musulmano e non si vergognava di dire musulmano, e la sorella che usciva col suo abito sciaraitico e non si vergognava di ciò, dirà, di l'Islam, con tutta fede. Allora lì cosa succede? Ti diranno, hai detto la verità, e ti apriranno una porta verso l'inferno. Ma ha risposto, certo. Solo per mostrarti la parte dell'inferno, poi ti diranno, questo sarebbe stato la tua dimora se tu non avessi risposto e creduto. Dai, che cosa? Ti ha donato Allah un'altra dimora che è la porta verso il paradiso. E stai lì a vedere il paradiso, non ci entri, perché non si entra in paradiso se non dopo il giudizio, e vedi ciò che c'è nel paradiso e arriva su di te la fragranza che c'è nel paradiso. A un certo punto arriva un uomo bianco, vestito di bianco, il suo volto splende, e gli dici, chi sei tu? Il tuo volto viene con una notizia bella, chi sei tu? Sapete chi è questo tuo compagno che rimarrà con te fino al giorno del giudizio? Io sono le tue buone opere, sono la tua preghiera, sono il tuo digiuno, sono il tuo Qur'an, sono il tuo velo, sono il tuo allontanarti dal fidanzamento, sono il tuo allontanarti dal chattare con la tua ragazza, sono il tuo allontanarti dalle discoteche, dal spacciare droghe, dal fumare, io sono le tue buone opere con te. Quando vedrà queste cose il credente dirà Rabbi, aqimi sa'a, Rabbi, aqimi sa'a, fai venire il giudizio. Perché? Perché non vedi l'ora di entrare. Come una persona quando vede qualcosa a cui non riesce a trattenersi, non vede l'ora. E il tempo su di te passerà in fretta, in tomba, e poi arriverà il giudizio. Invece il Kafir, ma Rabbu, avete presente quando il professore in classe comincia a interrogare e tu non sai la risposta? Ti fa una domanda, tu poi direi anche una domanda, non sai la risposta. Il Kafir gli verrà detto, ma Rabbu, non sa rispondere. Ma dino, ma hada ar-rajul alladhi bu'itha fikum, non sa rispondere. Viene colpito con un martello che conosce la sua misura e la sua grandezza Allah subhanahu wa ta'ala nel suo volto, come punizione perché si è allontanato, è stata un'anima impura. 5 volte al giorno sentiva hayya ala salah, hayya ala al-falah, viene la preghiera, viene il successo, e lui rigettava questo richiamo dietro le sue spalle e non voleva, perché seguiva questa vita e si è immerso in questa vita. Questo in base a ciò che hanno fatto loro. Poi gli viene aperta una porta nel paradiso. Questa sarebbe stata la tua dimora se tu avessi creduto in Allah e se tu avessi seguito la strada di Allah, e quindi la vorrebbe ma non l'avrà. Gli viene aperta una porta nell'inferno e gli arriva su di lui Samum, questo vento scottante e questo adab, e poi vede un uomo
scuro di volto. Chi sei tu? Questo volto orribile. Chi sei tu? Io sono i tuoi peccati. Io sono la tua zina, il tuo cadere nel haram, il tuo fidanzarti, il tuo trasciare la salat, il tuo trattare male i genitori, il tuo non leggere il Quran, il tuo allontanarti da Allah. Ecco arrivato adesso la verità. E non è finita, fratello e sorelle, non è finito questo viaggio. Poi ci sarà la risuscitazione, essere risuscitati. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. Dicono i miscredenti, coloro che non credono affermano che non verranno risuscitati. Questo credono chi? I non musulmani. Il musulmano sa con certezza che verrà risuscitato, e questo fa parte dell'Iman bil Yawm al-Akhir. Lo sa che verrà risuscitato, e lo sa che verrà fermato, e lo sa che Allah lo giudicherà. Dice Allah, di invece sì, per il tuo Signore sarete risuscitati, e questo è semplice per Allah. Verremo risuscitati in questo giorno, in una terra bianca, in cui non ci saranno costruzioni, non ci saranno strade. Come saremo risuscitati? Scalzi, senza vestiti, senza circoncisione, come illustrato il profeta nel hadith di Aisha radiyallahu anha. Scalzi, senza nulla al piede. Senza vestiti, hai lasciato tutto. Uscirai da questa vita e ritornerai ad Allah come ti ha fatto partorire la tua madre, senza nulla. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Senza nulla. Aisha radiyallahu anha ha detto: Ya Rasulullah, una donna cresciuta nel pudore, nel hayat, quando ha sentito uomini e donne senza vestiti, l'ha spinta il suo pudore, il suo hayat, la sua dignità, il suo valore. Come può una donna accettare di essere vista senza vestiti? A'udhu billah, questo è il sentimento di una donna musulmana, astaghfirullah. Invece le donne oggi non hanno problemi a uscire svestite, non hanno problemi a uscire con le gonne, non hanno problemi a uscire con astaghfirullah. Aisha radiyallahu anha ha detto: Ya Rasulallah, uomini e donne si guardano a vicenda, pudore, hayat. Gli ha detto il profeta alaihi Aisha: la questione più grande affinché loro possano pensare a ciò. Tu pensi che la questione è facile? إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Quando usciranno le persone, si smuoverà la terra, si alzeranno le persone. وقال الإنسان ما لها. Cosa? La gente diranno: cosa è successo? Cosa è accaduto? Perché siamo qua? يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. È una cosa grandiosa, è una cosa sopra il normale. Tu pensi che la gente lì in quel momento, uomini e donne, si guarderanno a vicenda? Tu immagina solo adesso che arriva un terremoto, anche i non musulmani. Quando arriva un terremoto, vedi che la gente scappa a destra e a sinistra, tralasciano le loro ricchezze, dimenticano i loro figli. Tanto che Allah ha detto: tudhilu kulla mordi'atin amma arda'at. La donna con il figlio che lo allatta, quando arriva l'ora, dimenticherà suo figlio. E questo ti fa comprendere che la donna non potrà mai dimenticare suo figlio mentre lo allatta, soprattutto in questo momento ravvicinato, ma dalla questione e dalla grandezza di ciò che vede, dimenticherà suo figlio. E la donna incinta, in gravidanza, farà cadere il suo bambino dalla paura di ciò che vedrà. E vedrai le persone come si sono in stato di ebbrezza, dalla paura, dal terrore. Ma non sono in stato di ebbrezza. Però la punizione di Allah è forte, è forte. E quindi la gente non baderà a queste cose, fratelli e sorelle. Verremo risuscitati così. E poi cosa succederà? La gente avrà paura. Perché? Il sole si avvicinerà. Questo sole lontano da noi, più di 150 milioni di chilometri, sarà nel giorno il giudizio sopra le nostre teste. E la gente comincerà a sudare. E questo giorno è lungo, durerà più di 50.000 anni. مقداره 50,000 سنة.
però per il credente durerà come la preghiera tra Dhuhr e Asr. Veloce! Il credente però, il miscredente lo sentirà lungo. Immaginate uno che aspetta nel tribunale, aspetta che arriva il giudice e sa di aver fatto una grave cosa. Come sarà il suo stato d'animo? Suderà, la saliva in bocca, il sudore, la paura, trema, si guarda a destra, si guarda a sinistra, nessuno lo può aiutare, sa quello che ha fatto. Cosa aspetta? Aspetta il giudizio. Aspetta il giudizio. Il giorno del giudizio è di più, è di più. Tutti che aspettano, che cosa? Che arrivi Allah. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Quel giorno arriverà Allah. Subhanahu wa ta'ala. Per che cosa? Per giudizio. Ecco il giorno che molti in cui non credevano. In quel giorno, Ain al-Yaqin, tutti capiranno la verità di quello che è stato riportato nel Corano. Il sole sopra le nostre teste, il sudore, la paura. Cosa facciamo? Si indirizzano le persone verso Eden, al fine di dire ad Eden di chiedere ad Allah di intercedere per noi, per iniziare il giudizio, perché non ce la fanno più ad attendere, la paura, l'attesa è lunga. Ya Eden, Allah ti ha creato con le sue mani, ha soffiato in te lo spirito, ti ha fatto entrare in paradiso, ha fatto prosternare a te i suoi angeli, intercedi per noi in Allah, chiede ad Allah di iniziare il giudizio. Sapete cosa dirà Eden? Oggi Allah è andato in collera in un modo in cui non è mai andato prima. In collera Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, il misericordioso, è andato in collera perché? Per i tanti peccati che abbiamo fatto. Hai vissuto 60 anni immersa nel peccato, immerso nel peccato. Quante volte hai fatto il peccato e Allah ti ha lasciato in vita? Quanti peccati hai fatto nella tua vita e Allah ti ha lasciato? Andrai in collera con te nel giorno del giudizio. Oggi è andato Allah in collera in un modo non è mai andato prima e mai andrà in collera come è andato questo giorno. Nefsi, non potrà giovarti nessuno. Andate da qualcuno oltre a me. I profeti messaggeri ti ha creato con le sue mani, ti ha fatto entrare in paradiso, non puoi intercedere per noi? No. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, quando fuggerà la persona da suo fratello. وَأُمِّهِ وَأَخِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, sua moglie e i suoi figli. Ogni persona ciò che gli baderà è a se stesso. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Ognuno penserà nefsi, poi arriverà il giudizio. La gente ferma, in attesa, nessuno parla, nessuno ha diritto di parlare. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. Sentirai solo nefsi da parte di profeti e messaggeri, nessuno parlerà. A un certo punto, dov'è fulan? Dov'è Muhammad? Dov'è Abdullah? Dov'è Abdurrahman? Dov'è Khadija? Dov'è Sumia? Cosa c'è? Gli angeli di Allah. Vieni avanti. Per cosa? Per il giudizio. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. E ti spingeranno una a destra e una a sinistra. Verso dove? Verso Allah. Al fine che inizi il tuo giudizio. E ti fermerai davanti ad Allah. Ha detto il profeta alaihi salatu wassalam: ognuno di voi parlerà con Allah, nessuno sarà intermediario con lui, non avrai avvocati, non ci sarà nessuno con te, parlerai direttamente con Allah. Ti giudicherà. A destra vedrai solo le tue opere, a sinistra vedrai solo le tue opere, ciò che hai fatto. Allah non è ingiusto con nessuno. Inna Allah la yadlimu mithqala dharra. Dice Allah: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Farai anche solo una piccola azione di bene, la vedrai, e farai anche una minima azione di male, Allah te lo mostrerà. Questo giorno, la zulma al-yawm, vedrai le tue opere, a sinistra le tue opere, e davanti a te vedrai l'inferno. L'inferno. Lo vedremo? Sì. È stato riportato nel hadith che l'inferno verrà portato nel giorno del giudizio.
avrà 1000 corde. Ogni corda la tirano 70.000 angeli. Allahu Akbar. 70.000 yajurrunaha, la tirano, perché se la lascerebbero digererebbe tutta la gente che c'è ad aspettare il giudizio. La tirano e in collera all'inferno per quello che abbiamo fatto dei nostri peccati. Allah ci ha dato tutti questi doni e noi facciamo peccati. E inizia il giudizio. Il credente ti avvicinerà a Allah. Guardate il valore del credente, il valore della sorella che ha pregato per Allah. Ti avvicinerà. Perché? Perché tu ti sei avvicinato ad Allah e tu ti sei avvicinato ad Allah, ti avvicinerà. Poi fa scendere su di te una copertura, un qualcosa che ti copre agli occhi delle persone che attendono il giudizio. Tantissime creature che attendono il giudizio di Allah. Perché vi copre? Al fine che nessuno senta il tuo giudizio. Perché? اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Leggi ciò che hai fatto. Vedrai quanti peccati hai dimenticato, Allah te lo ricorderà. Allah ti dice in quel giorno: servo mio, hai fatto questo, hai fatto questo, e ti ricorda i peccati. Hai guardato il haram in questo giorno, non hai pregato in questo giorno, non hai letto il Corano in questo giorno, hai fatto i tuoi genitori così, hai fatto così, e ti ricorda i peccati. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. Servo di Allah, quante volte Allah ti ha visto nel peccato? Pensando che vivrai in questa vita e dimenticando la morte. Ti sei dimenticato dei peccati che hai fatto? Quanti peccati abbiamo dimenticato? Quanti peccati abbiamo fatto che abbiamo messo nella scatola del dimenticatoio? Allah te lo ricorderà nel giorno del giudizio. Te lo ricorderà Allah che hai fatto tutti questi peccati. E comincerà Allah a elencarti i peccati che hai fatto. Questo si chiama l'ard. E comincia a elencare. Tanto che tu penserai finché Allah ti mostrerà tutto. E tu cosa dirai? Affermi. Non rigetterai. Perché sai quello che hai fatto, perché sei credente, dirai Rabbi Signore mio lo so, Signore mio lo so, Signore mio lo so che ho fatto questo, lo so che ho fatto questo, e ti elencheranno i peccati. Una lunga lista, tanto che arrivi a dire è finita per me. Aspetti solo che ti venga detto gettatelo nell'inferno, e poi arriva la misericordia di Allah che ti dirà però l'ho coperta agli occhi delle creature in questa vita, satartuha alayka fid dunya, e oggi te li perdonerò. Questo è Allah. Questa è la misericordia di Allah. E questo è quello che ha preparato per te Allah nel giorno del giudizio. Perché? Perché sei stata un'anima pura. Tutti noi cadiamo nei peccati. Il problema non è cadere nei peccati. Il problema è continuare nel peccato sapendo che abbiamo fatto i peccati. Ed è richiesto a noi, sapendo che verremo giudicati davanti ad Allah, di diminuire dai peccati e di chiedere perdono ad Allah di questi peccati. E poi Allah subhanahu wa ta'ala ti perdonerà e perdonerà questi tuoi peccati. Invece il miscredente non sarà così sul giudizio. Io ho voluto mostrarvi il vostro giudizio. Ma il kafir è un'altra questione, al fine di mostrarti il valore che ha per Allah l'anima del credente. È vero che qua potresti non avere valore per le persone. Ti vedono che preghi, ti vedono che metti il camis, ti vedono con la barba, ti vedono che leggi il Corano, ti vedono che vieni ad ascoltare le parole di Allah, le parole del profeta ﷺ, ti sminuiscono, parlano male di te, non vogliono uscire con te, non ti danno valore, però non ti deve importare del valore in questa vita, ti deve importare del valore lì. Cosa pensa Allah di te? E qual è il tuo nome? Verrà registrato in Illiyin, il registro dei devoti ad Allah, o verrà registrato in quel registro dei bugiardi, dei miscredenti, degli ipocriti, delle persone lontane da Allah? Dove sarà il mio nome? Questo è il viaggio nell'aldilà, fratelli e sorelle. È vero che ancora questo viaggio per noi non è iniziato, però questo è una dhikra, un ricordo.
al fine di prepararci a ciò. Il profeta ﷺ, quando hanno seppellito un cadavere vicino a una tomba, approfittava il profeta ﷺ di queste situazioni e ha detto ai Sahaba: preparatevi a ciò, preparatevi a un qualcosa simile di ciò, preparatevi a un qualcosa simile di ciò, preparatevi alla tomba, preparatevi alla morte, preparatevi a vedere l'angelo della morte, preparatevi a tralasciare tutto di questa vita, preparatevi a incontrare Allah. Quindi è richiesto a noi, Shaddad, di cambiare da oggi. Sorella, Allah ti ha dato ancora la possibilità di vivere. Promette ad Allah da oggi di cambiare, perché potrebbe effettivamente essere l'ultima nostra notte. Allahu a'lam. Ta'tikum baghta, arriva all'improvviso. Non sappiamo chi precederà chi, ma sappiamo la verità che tutti noi moriremo. E quindi è richiesto a noi prepararci. Il profeta ﷺ ha illustrato che al-Kayis, la persona che ha il cervello, che è intelligente, opera per dopo la morte. Gli è stato chiesto a uno tra i devoti: perché noi abbiamo paura della morte? Perché amiamo questa vita e abbiamo paura di morire? Ha detto: perché avete costruito nella vostra vita e avete distrutto l'altra vita. Avete costruito qua gli immobili, avete fatto tanto per questa vita, state sacrificando tanto tempo per la dunya, passate tanto tempo per la dunya, fate tanto sacrificio per la dunya, ma l'aldilà, cosa hai fatto per l'aldilà? Cosa hai preparato per l'aldilà? È questo che è richiesto a noi. Quindi, sorelle, cambiamo, pentiamoci da Allah, lascia ciò che è passato. Tutti noi abbiamo fatto peccato, 20 anni di peccato, 30 anni di peccato, la sorella che anni che non mette il velo e non mette il hijab, però oggi pentiamoci. Pentimento vuol dire chiedere ad Allah il perdono, sentire quel dolore interno per ciò che è passato e promettere ad Allah di non ritornare al peccato, affinché quando arriva la morte sarai pronta. E sarai pronto per cosa? Per incontrare Allah. E amerai l'incontro di Allah. Ha detto il profeta ﷺ: chi amerà l'incontro di Allah, Allah amerà il suo incontro. E chi detesterà incontrare Allah, Allah detesta incontrare wal-'iyadu billah. Quindi prepariamoci per questo lungo viaggio in cui non ci sarà una macchina, in cui non ci saranno soldi, ci saranno solo le tue opere. Adesso tu, quando vuoi intraprendere un viaggio, fai il pieno in macchina, prendi i soldi, fai tutte le precauzioni al fine di arrivare alla destinazione. Sappi che il viaggio nell'aldilà è un viaggio molto lungo, ha bisogno di un zelo, di un qualcosa che non sono i soldi. Yawma la yanfa'u malun wa la banun, nel giorno in cui non ti gioveranno, non ti saranno utili i soldi e altro, se non le opere, il cuore purificato. Quindi opere che ci permetteranno di essere tra gli abitanti del paradiso. Chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di donarci husn al-khatima. Chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di donarci husn al-khatima e di renderci tra coloro che credono nel giorno giudizio e che potenziano questo pilastro dell'iman, che credono in questo viaggio lungo verso Allah subhanahu wa ta'ala. Chiediamo ad Allah di risuscitarci nella zomra del profeta ﷺ, nel gruppo del profeta ﷺ, e di donarci la visuale al suo volto. Innahu wali dhalika wal qadiru alayh. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fi